Buongiorno a tutti dalla redazione della Voce Rovigo in diretta. Siamo in collegamento con Marco Terrestri che ha seguito per noi il primo tempo della partita tra il Calvisano e la FMCZ Rugby Rovigo Delta. Abbiamo detto la prima partita di un trittico importantissimo in chiave playoff di questo campionato. Esatto, ciao Mattia, buon pomeriggio a tutti gli amici dei nostri social. Primo tempo in favore del Calvisano, ovviamente non dovrebbe iniziare così un trittico importante come anticipavi tu Mattia per la FMCZ che nei primi 10 minuti ha attaccato bene, ha rischiato una meta al terzo minuto di gioco con Leonardo Sarto che però è stato sospinto al di fuori del campo e poi comunque Giovanni Montemauri ha realizzato il primo vantaggio della FMCZ con un calcio piazzato e poi il Calvisano ha preso le misure sui rossoblù, dapprima con la mischia ordinata che ha più volte sospinto all'indietro e poi al 14° minuto di gioco è arrivata la meta di Palazzani con una cost to cost, una controffensiva del Calvisano che dai 22 ha recuperato l'ovale e poi lo ha trasformato in una palla da meta. Al 21° minuto poi Ugo ha ugualmente allungato il gap con un calcio piazzato, si è ripetuto anche 3 minuti più tardi al 24°. Arriva al 35° la meta di Van Zyl, quindi sempre di colore calvina, la seconda meta dell'incontro, meta che arriva da un multifase portato in attacco dal Calvisano che ha iniziato a crederci sempre di più contro una difesa del Rovigo sporadica e quindi è arrivata anche la trasformazione per il momentaneo 20-6. Rovigo ha comunque raccolto le proprie forze, si è affidato al pack di mischia con Julian che al 41° minuto, quindi in pieno recupero, ha trasformato un rolling maul da touche in una palla da meta e quindi l'ha schiacciata in area buona, quindi in area di meta. 20-11 non è stata trasformata questa meta, però comunque la FMCZ sembra aver ritrovato come minimo nei minuti finali il quadro della partita e quindi cercare di rimettere in ordine le cose. Non abbiamo detto perché non ci siamo collegati prima del match, lo diciamo adesso, andiamo a leggere le formazioni che sicuramente sono interessanti per chi ci sta seguendo. Il Calvisano di Gianluca Guidi ha schierato ad estremo Van Zyl e poi Vaccari, Bua, Massari, Bronzini, Ugo, Palazzani, Vunisa, Bernasconi, Grenon, Ortis, Van Buren, D'Amico, Marinello e Brugnara. La FMCZ invece ha risposto con Tiederic Facundo come capitano ed estremo, poi Ciofani, Tuvaiara, Van Reining, Sarto, Montemauri, Chilon, Casado Sangri, Sironi, Duccio Cosi, Linsdale, Steolo, Schwanepoel, Julian e Quaglio. In panchina sono pronti a subentrare Ferraro, Leccioli e Pomaro. Il capitano Matteo Ferro pronto al suo rientro nel campo insieme a Lubian, Visentin, Stabile e Lertore. Insomma, la FMCZ c'è, sembra che dopo questo comunque avvio nel finale del primo tempo abbia ritrovato quella freschezza che gli serviva. Adesso ovviamente incrociamo le dita, ci sono altri 40 minuti e per sapere il risultato finale io vi invito a seguirci sulle frequenze di Delta Radio, lo potete fare ovviamente in FM oppure sul nostro sito c'è il live streaming oppure rimanete comunque aggiornati sui nostri social. Vi aspetto. Grazie mille Mattia, ci sentiamo alla prossima. Grazie mille per il collegamento Marco e salutiamo tutti quelli che ci hanno seguito.